non fare scariche, non fare altri moderni impianti di smaltimento, eccetera. Però sono scelte a cui è chiamato il Consiglio provinciale, l'amministrazione provinciale, essendo tutta la materia delegata dalla Regione alle province. Io personalmente la mia posizione la conoscete, io sono per non fare le scariche, io sono per la moderna tecnologia che ci consentirebbe di smaltire rifiuti in maniera diversa, la raccolta differenziata e tutto quello che ci siamo detti più volte, sia qui che San Costino, eccetera. Però la decisione di fare gli impianti di smaltimento e di utilizzare ancora come impianti di smaltimento dei nostri rifiuti, che comunque vanno smaltiti, non è che ci possiamo nascondere i rifiuti li facciamo tutti, il nostro tenore di vita non ci consente ancora di non avere rifiuti da smaltire. Sono rifiuti che dovremmo smaltire, ma che io non smaltirei, se fossi responsabile, non smaltirei attraverso le scariche. E se proprio dovessi farlo attraverso le scariche, non le farei, l'ho già detto, lo ripeto questa sera, non le farei certamente a Fosso Maviglia né a Castelletto. Cercherei, come io, poi lei c'è nel 2003, cercherei delle situazioni già degradate, no? Perché se uno viaggia poco in Italia, partendo dalle scale, arrivando a Torino, di fianco alle autostrade, le discariche se ne vogliono parecchi. Perché? Perché scelta di qualche altra amministrazione, di qualche altra regione è stata di mettere le discariche ad esempio vicino alle autostrade, perché comunque non si sono degradati da ogni punto di vista e quindi hanno fatto quella scelta. La nostra provincia e la provincia di Ancona invece hanno fatto una scelta diversa, dettata da che cosa? Noi abbiamo un po' toccato avvicinare. Dettata da un maledetto studio che hanno commissionato all'Università di Ancona, realizzato dal professore Pasqualini, realizzato ormai 10 anni fa, che in pratica è uno studio fotocopico. Hanno individuato queste argille, hanno fatto più o meno delle fotocopie consegnate alla provincia della lì forse sta lo stato reale, lo stato zero. Quella scelta lì fatta a fine degli anni 90 con dei dati dell'inizio degli anni 90, dei dati degli anni 90, non tenendo conto di tante cose, come questo il terremoto ad esempio, che ci ha portato a ristrutturare, a recuperare immobili, a recuperare zone, è una scelta sbagliata. Allora ci vuole il coraggio da parte della provincia di Ancona, da parte della provincia di Macerata, di dire quello studio lì non diciamo che non è valido, avrà un fondamento, ma un fondamento sbagliato. Avrà un suo valore, ma un valore che non conosciamo e che comunque tutti quanti sono concordi nel dire che ha un valore non più attuale per uno studio fatto troppi anni fa per fare delle scelte così pesanti e così incisive su un tema. Siamo adesso in attesa di che cosa? Voi sapete che nella provincia di Macerata ci saranno le elezioni, si voterà per il rinnovo del Consiglio provinciale, si voterà per il rinnovo dei consigli comunali, per cui ci sarà dal punto di vista politico e decisionale, secondo me, una sorta di stand-by, di calma, nel senso che oramai le cose stanno in mani legali, aspettiamo il TAR, quello che deciderà, abbiamo chiesto con gli avvocati che ho ottenuto il dibattimento a maggio, quindi oramai è questa cosa e quindi tutti quanti stanno un po' a vedere quello che succede. Io spero che sia la prossima amministrazione comunale, ma soprattutto la prossima amministrazione provinciale abbia le orecchie per ascoltare anche noi, indipendentemente dai colori politici, credo che poi su questa materia la politica, indipendentemente da tutti e da tutto, fa delle scelte quasi sempre bipartisan, cioè nella gestione dei rifiuti sia in provincia di Ancona sia in provincia di Macerata fino ad ora hanno sempre fatto degli accordi
perché ad esempio il Cosmari è gestito dall'intera presenza politica, dal centro-destra al centro-sinistra. All'interno del Consiglio di amministrazione c'è il centro-sinistra, hanno sempre votato la attività, quando si tratta di fare le scelte hanno sempre concordato, le due parti politiche, diciamo così, principali, hanno sempre concordato una linea che tutto sommato ha degli aspetti anche positivi, nel senso che la provincia di Macerata forse ha raggiunto dei risultati per quanto riguarda la differenziata, per quanto riguarda l'organizzazione migliori di altre province. Abbiamo un piano che comunque sia una parte di riutilizzo, anche se dal punto di vista economico è un po' famoso sicurezza. La situazione potrebbe essere migliorata, potrebbe secondo me essere rivolta verso nuove tecnologie. Io ne ho viste diverse che sono tutte attuabili, che però vanno nella direzione opposta all'interesse del sistema. Fatto sta che comunque, anche facendo una scelta diversa di smaltimento, cioè dotandosi di un piatto, avremo sempre bisogno di una discarica, perché la discarica di Tolentino, dove adesso portiamo Tolentino San Severino, quella situata a cavallo del comune, dove adesso portiamo i rifiuti lavorati a Cosmari, dove adesso portiamo i rifiuti, ha una capacità, nonostante che la differenziata sia a livello provinciale ormai attorno al 40%, eccetera, eccetera, ancora una capacità di abbancamento che penso ci possa portare a occhio e croce a finire il 2009 o al massimo i mesi del 2010. Quindi prima di quella data meglio, se no non succede poi mica niente, nel senso che ci sono comunque altre discariche nelle Marche, tipo discariche di Greve o altre discariche che hanno una tuberia sufficiente e che potrebbero comunque abbancare i nostri rifiuti per un periodo che però sia un periodo transitorio. Certamente, perché la legge prevede che comunque ogni provincia debba smaltirsi i rifiuti per conto conto e in conto sociale. Ora, io non mi faccio la testa presa, non mi faccio la testa presa. Io ho preso anche diverse posizioni, per un'assunzione anche di responsabilità da parte di tutti. Io l'ho detto in assemblea di Cosmo, lo ripeto qui, l'ho detto sulla stampa. Non è pensabile che voi proponiate a un territorio come quello del Comune di Cipoli di ospitare delle discariche. No. Se c'è Filotrano e la provincia che vuole farci le discariche a 3 km di distanza da qui, non è pensabile che la provincia di Macerata pensi un anno dopo, perché è legata a quello studio del solito professore, pensi l'anno dopo a utilizzare questa zona per individuare anche la discarica della provincia di Macerata. E lì mi danno tutti ragione, perché ogni persona di buon senso non può che essere d'accordo con noi. Non è pensabile di realizzare una scarica a 3 km, allora se ne fa uno. Perché se quella è la filosofia, non esiste nessun posto al mondo dove al di qua e al di là del confine si pensi di fare delle scariche. E io ho chiesto un intervento serio che fino a poco tempo fa non c'era stato, della provincia di Macerata, sulla provincia di Roma, dicendo che cosa? Dicendo, per prima cosa, scontriamo il campo dalla provincia di Ancona, cioè la discarica della provincia di Ancona la facciano pure dove vogliono, ma non a confine con il Cipoli. Detto ciò, io sono disponibile come amministratore del Comune di Cipoli a sedermi al tavolo e dire, bene, adesso possiamo dare il nostro contributo al problema dello smaltimento e dell'integrazione del rifiuto per la discarica del progetto di Macerata, visto e considerato che comunque noi siamo dei cittadini che hanno spedito i propri rifiuti negli ultimi 20 anni in quasi tutti i comuni, Macerata, Caparino, Tolentino, Gugliano, Potenza Piceno, Montevalle, Serra San Quirico, Monte, abbiamo tutto. Quindi, partendo però da una base diversa, cioè facendo uno studio serio
del territorio della provincia di Macerata,